Zanzare, parte il piano straordinario di disinfestazione della regione. Lo ha annunciato l'assessore veneto alla sanità Luca Coletto dopo una serie di valutazioni fatte con i vertici del settore socio-sanitario regionale. Si passa alle maniere forti a tappeto, anche se purtroppo solo dai primi di settembre, contro la zanzara Culex pipiens o zanzara comune, che trasporta il virus della febbre del Nilo. Un intervento radicale, spiega Coletto, di disinfestazione sia adulticida che larvicida. Il costo dell'operazione si aggira tra i 400 e i 500 mila euro che verranno stanziati dalla Regione. Una boccata d'ossigeno per le casse degli enti locali di tutto il Veneto che in queste settimane si sono fatti carico di spese ingenti, anche di decine di migliaia di euro, per le disinfestazioni straordinarie. I sindaci chiedono che nel 2019 ci si muova però prima, con maggiori interventi di prevenzione del fenomeno zanzare, appena si preveda il ripetersi di un'altra estate con clima tropicale molto caldo e umido. Quindi io chiedo che l'anno prossimo la Regione, tutta l'attività che ha sempre coperto a posteriori per l'attività emergenziale, tutte quelle risorse lì vengano impiegate per un'attività ordinaria di prevenzione in accordo con gli enti locali e tutti gli enti strumentali della Regione stessa. Cioè la società civile e le istituzioni devono fare un unico tavolo per traguardare l'anno prossimo questo tipo di attività e in maniera preventiva e non successiva al momento dell'emergenza.